Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, dal nostro punto di vista c'è una buona notizia da sottolineare oggi relativamente all'incontro con la stampa estera che ha avuto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega Matteo Salvini. L'incontro è stato ovviamente a 360 gradi, ci sono state domande su tutti gli snodi principali di questa attualità incandescente. Il ministro Salvini, tra le altre cose, ha giustamente sottolineato l'inverosimiglianza di un esercito comune europeo affidato a Ursula von der Leyen, la cui commissione sta già distruggendo importanti filiere produttive europee. Ci manca che distrugga pure quella parvenza di credibilità difensiva del continente. È piuttosto il caso di affidarsi a stati forti che investano di più nella difesa. Questa è la posizione, diciamo, sostenuta da Salvini, ma noi volevamo sottolineare un altro tema, un dato, una notizia politica che vorremmo chiamare l'accelerata trampiana di Salvini. Il tema è l'immigrazione, è stimolato anche sull'esito delle elezioni tedesche, sia il successo di AfD che le parole d'ordine, diciamo, molto improntate a una gestione accorta dell'immigrazione differente dal passato proferite da Merz. Salvini ha veramente impresso un'accelerata che a nostro giudizio è avvalorata dallo spirito del tempo. Sì, perché da quando c'è Donald Trump alla Casa Bianca è davvero ora politicamente di giocare in attacco. È ora di smetterla di limitarsi a un'ottica difensiva rispetto al luogo comunismo woke, nel caso alla santificazione dell'immigrazione purché sia, che vuol dire anzitutto dell'immigrazione clandestina, di trovare, diciamo, dei palliativi a valle, di provare a inserire singole dosi di buonsenso in questa narrazione farlocca e masochista che è stata appunto l'ideologia woke a valle. No, è ora di agire a monte, è ora di agire all'attacco, perché la più grande democrazia del globo, il principale alleato dell'Italia, ha detto tramite quella cosa che si chiamano elezioni che l'alfabeto woke va archiviato, che è dannoso e che è contro l'interesse della popolazione americana e delle popolazioni occidentali. Quindi si gioca in attacco. Cosa vuol dire giocare in attacco? L'ha chiarito molto bene Salvini. L'Europa non deve trasferire immigrati da un paese all'altro, ma blindare i confini. Questo è l'obiettivo imprescindibile. Il controllo dell'immigrazione clandestina è al centro della democratica rivoluzione del buonsenso in atto in Occidente. Auspichiamo che il nuovo governo tedesco vada in quella direzione, come richiesto da milioni di elettori. No redistribuzioni, sì frontiere chiuse. Allora, qui Salvini sottolinea l'urgenza del cambio di paradigma e ogni, diciamo, politica di destra e di centrodestra all'altezza dei tempi deve fare questa battaglia a monte sul cambio di paradigma. Non esiste un astratto diritto a immigrare purché sia, quindi a immigrare anche clandestinamente. Anzi, al massimo, come ricordava Papa Benedetto XVI, esisterebbe un sacrosanto diritto a rimanere in casa propria, oggi calpestato da autocrazie, dittatori, regimi islamisti autocratici, non dal cattivone Trump. Ma poi esiste un diritto a immigrare legalmente, nelle regole, nell'ambito fisiologico del fenomeno migratorio. Non può più esistere la patologia dell'immigrazione clandestina. E da questo punto di vista davvero
si inserisce il discorso salviniano nell'ottica con cui sta iniziando a governare Donald Trump. Ricordiamo che il cosiddetto zar dei confini, a cui è stata appaltata la pratica della gestione dell'immigrazione, Tom Homan, ha detto che da oggi in America, chiunque sia in America clandestinamente deve sapere che ha un problema, perché già in quanto tale un clandestino sta commettendo un reato e non è più accettabile. E questa è l'ottica da adottare, che poi è rivoluzione del buonsenso, come l'ha chiamata Salvini, è riportare il nesso tra la parola e la cosa. Un'immigrazione clandestina è un reato che una nazione avanzata e civile non può tollerare. In questo senso Salvini stana anche il fresco vincitore delle elezioni tedesche, che ha adottato appunto parole d'ordine improntate alla blindatura dei confini e che ora sembra già fare dei distinguo. Ecco, non è più era di distinguo, è era di grandi scelte. Questo vuol dire anche, a nostro giudizio qui, che azioni come il modello Albania sono sacrosante, vanno difese solo per il selvaggio attacco giudiziario a cui è stata sottoposta l'autonomia del potere politico in questo caso, ma non sono sufficienti. Sono lodevoli azioni a valle. Quello che invece deve passare è il paradigma a monte, è il paradigma trampiano, è il no radicale alla tolleranza verso l'immigrazione clandestina, che non può più esistere, non solo perché è sbagliata in quanto tale, ma perché è ormai una minaccia esplicita alle sicurezze nazionali dei paesi europei, nel caso di Trump americano, dell'Occidente, perché si inserisce in uno scontro di civiltà incandescente che ormai solo il wokista più talebano, e dico talebano non a caso, può non vedere, perché irrobustisce un traffico di esseri umani intollerabile, quindi non ho redistribuzioni, non vanno spostati immigrati da un paese all'altro, sì controllo, gestione e blindatura dei confini. È una sacrosanta accelerata trampiana ed è un'ottima notizia che l'abbia manifestata così chiaramente Matteo Salvini. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio